Noi siamo al Palafello in San Bonifacio per le finali Under 14 maschile e femminile. Che cosa succede oggi? Si incontrano ancora una volta sul campo della finale per il primo e secondo posto il Volley Treviso contro la Chio Ene Padova, mentre per il femminile vedremo la Sea Stars Sima Bremas contro la GL Moco Volley di San Donà. In contemporanea, ma nel vicino palazzetto di Locara, abbiamo altre due partite di finale molto importanti ai fini della finale nazionale, cioè quelle del terzo e quarto posto. Chi ci sarà in campo? La Spes Belluno contro il Valsugana Volley per il maschile, mentre per il femminile vedremo le ragazze del San Vendemiano contro le Ali Padova. Che cosa c'è in palio? Non solo il titolo regionale. Per i ragazzi che vinceranno ci saranno 3 accessi alla finale nazionale in programma dal 24 al 25 maggio. Auguri a tutte le mamme, saluto tra le due finaliste di questa Under 14 femminile.
Forse l'attacco vincente del capitano del numero 13. L'attacco vincente di Giulia Scapena e la vittoria della generale di Veneto alle finali nazionali. Allora, siamo con Paolo Silvestrini, che è l'allenatore della GL Moco Volley San Donà. Una partita, una vittoria, ma che fatica, com'è andata? Ma è una finale, quindi gli avversari che arrivano alla finale sono degni di questa finale. Abbiamo trovato un avversario degno e ancora di più ha valore appunto questa vittoria, proprio perché abbiamo incontrato una squadra molto forte. Complimenti anche agli avversari e noi siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto per tutto l'anno. Foto diritto che per loro. La GL in Moco Volley San Donà. Turn it magical, we miss